Pronti? 1, 2, 3. Subito buono il segnale con due avvantaggiate, Guillaume de Litton e Argentina Lux ovviamente avanti a tutti, con Anastasia Tav però altrettanto svelta dal suo nastro e ora in terza posizione, ha aumentato il vantaggio sulle due super penalizzate e così sul finire della curva in vantaggio Guillaume de Litton nei confronti di Argentina Lux e Anastasia Tav, più indietro seguono invece Africa Jet e Atlantide. Sposta subito Anastasia Tav, va su Guillaume de Litton, l'impegna dopo 400 metri e ottiene ovviamente il via libera, 31,4 per lo start e quindi Anastasia Tav in vantaggio dopo 500 metri di gara. Cercano di avvicinarsi anche le due super penalizzate Africa Jet e Atlantide nell'ordine. Quintetto ora che è un po' più raccolto, ma c'è sempre una distanza di una trentina di metri dalla testa alla coda. Anastasia Tav amministra il vantaggio, completa in 1-2-4 gli 800 di gara. Seconda posizione per Guillaume de Litton, poi Argentina Lux, quindi Africa Jet e Atlantide in uno schema che non cambia nemmeno dopo la metà gara, vale a dire dopo un chilometro in 1:17,9. Secondo passaggio davanti alle tribune con leader Anastasia Tav, Guillaume de Litton in scia, poi Argentina Lux, Africa Jet e Atlantide. Quintetto che prosegue nelle identiche posizioni anche a un giro dalla conclusione. A questo punto muove Africa Jet. Dopo un parziale in 15,1, Africa Jet è seguita da Atlantide. Guillaume de Litton però è sempre in schiena Anastasia Tav, che ora comincia ad accelerare. Non bella di andatura Atlantide. Scusate, Guillaume de Litton. 600 alla conclusione, con Africa Jet che appariglia e supera in breve Guillaume de Litton a 500 scarsi dal palo. In piena accelerazione Anastasia Tav, lo è anche Africa Jet che è in caccia e ora avvicinato la battistrada. Numero 1 La squalifica intanto per Guillaume de Litton, anche Atlantide ha superato le avversarie ed è all'inseguimento di Africa Jet, retta d'arrivo con Anastasia Tav in vantaggio. Africa Jet non può far nulla perché Anastasia Tav mantiene inalterato il margine sul traguardo, vince sulla stessa Africa Jet. Terzo posto per Atlantide, 1,16 ma un doppio 28,9 a chiudere, che significa 57,8 per l'ultimo giro. Davvero buona prestazione per Anastasia Tav. Quota irrisoria, quota fissa 1,45 per l'allieva di Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, che firmano così il centrale dell'Arcoveggio davanti ad Africa Jet e Atlantide. 4, 5, 6 l'ordine d'arrivo della quinta Arcoveggio.